tutto quello che tu vuoi che noi vinciamo, che tu vuoi che noi conquistiamo come famiglie, come chiesa, Signore, come individuo, Signore, singolare, che noi possiamo, Signore, organizzare, Dio, affinché, Signore, il tuo nome sia glorificato. Noi vogliamo fare delle cose, Signore, perché tu sia innalzato, Signore, e tutto quello che faremo sarà come se fosse per te, non per l'uomo, non per nessuno, Signore, ma per te. Noi ti ringraziamo, Signore, ancora una volta per aver lasciato il tuo Spirito Santo che ci guida, Signore, ogni giorno, che ci può guidare, Signore, in queste organizzazioni, in questa via, Signore, che tante volte non è facile, Padre. Io chiedo che il Signore possa indirizzare, possa guidare, Signore, ogni famiglia di questa Chiesa in questa direzione, Signore, della organizzazione dei loro matrimoni, delle loro famiglie, della loro casa, in nome di Gesù. È quello che noi ti chiediamo e ti ringraziamo. Amen, Signore. Amen. Pace Chiesa, buonasera a tutte, a tutti, sono paranaensi. Per continuare in questo che Rafa ha condiviso con noi, voglio rileggere Giosuè, però solo versetti 3 e 4, che dice così: voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città, facendone il giro una volta. Così farà per 6 giorni. I 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti. Il 7° giorno farete il giro della città 7 volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. Voglio condividere con voi su un argomento che quest'anno per me è stato molto forte nella nostra vita, nella vita della mia famiglia, che è sulla perseveranza. Questi 2 versetti di Giosuè ci parlano di una guida ricevuta e di un popolo perseveranti e obbedienti. Si organizzarono per combattere e perseverarono nell'indicazione ricevuta. La guida era questa: per 6 giorni dovevano fare un giro completo intorno alla città. E l'ultimo giorno, il 7° giorno, fare 7 giri intorno alla città mentre i sacerdoti suonavano le trombe. Era una strategia di guerra e non poteva essere fatta in qualsiasi modo. Doveva essere fatta proprio così. Dio ha detto così, no, altro modo non si può fare. Nessun giorno poteva essere saltato o fatto in modo diverso. Era un ordine preciso. La ripetizione, la perseveranza nel fare ciò che Dio aveva indicato fu fondamentale perché raggiungessero l'obiettivo. Aveva un obiettivo che era conquistare Gerico. Ci sono cose nella vita in cui dobbiamo perseverare, fare più di una volta, insistere finché veniamo formati in ciò che facciamo e impariamo a farlo bene. Il popolo di Israele avrebbe potuto fare diversamente. Ho pensato che forse io potessi fare così. Facciamo un giro per capire com'è e poi il 7° giorno facciamo i 7 giri. Non c'è bisogno di fare un giro ogni giorno. Facciamo di un altro modo. Ma non era questo che Dio aveva comandato di fare.
non era per fare in modo più semplice, era per rispettare un ordine. Per avere un rapporto con Dio, dobbiamo perseverare nella lettura della parola. Ogni giorno abbiamo bisogno di nutrirci della parola di Dio. Dobbiamo anche perseverare nella preghiera, come dice in 1 Tessalonicesi 5,17. Pregate senza smettere. Non è pregare un giorno, 2 giorni, 3 giorni. È ogni giorno, tutto il tempo possibile, senza smettere. La perseveranza è fondamentale nella vita di un cristiano. Senza perseveranza non veniamo trasformati e non cresciamo nella fede. In Giacomo 1, 2, 3 e 4 c'è scritto così: Fratelli miei, considerate una grande gioia quando vi trovate ad affrontare prove di ogni genere, perché sapete che la prova della vostra fede produce perseveranza. E la perseveranza deve compiere la sua opera, affinché siate maturi e completi, senza mancare di nulla. Nella vita con Gesù, nel cammino cristiano, in mezzo alla difficoltà, dobbiamo essere perseveranti, perché così cresciamo e maturiamo nella fede. E una fede matura produce frutti, e questi frutti sono eterni. La perseveranza non serve solo per raggiungere obiettivi personali o per realizzare sogni e progetti scritti per un nuovo anno. La perseveranza serve a formare il nostro carattere, a trasformare il nostro cuore, far maturare la nostra fede e insegnarci a camminare nella dipendenza da Dio. Che, leggendo e rileggendo questo testo di Giosuè, possiamo anche noi metterci in posizione di battaglia. La vita cristiana non è un dolce, è una vita bella, però è una battaglia ogni giorno. Siamo tutti in guerra ogni giorno della nostra vita. Che questo testo ci insegni a essere obbedienti e perseveranti. Che quando riceviamo una direzione possiamo capirla e dopo metterla in pratica ed essere perseveranti anche quando non riceviamo le risposte che ti aspettiamo. Se il popolo di Israele non avesse perseverato nei 7 giri intorno a Gerico, probabilmente non avrebbe conquistato la città. Molte volte dovremo essere perseveranti e costanti per raggiungere ciò che Dio ha per noi. E le conquiste richiedono tempo. Non si conquista niente di un giorno all'altro. Un matrimonio che dura richiede tempo. Una vita cristiana forte richiede tempo. L'educazione dei figli richiede tempo. Non si conquista niente in questo mondo, nella nostra vita cristiana, in modo veloce. Tutto richiede tempo. Dobbiamo essere perseveranti. Sono certa che in qualche momento di quest'anno, così come me, hai ricevuto risposte che non ti aspettavi. Risposte che non desideravi
Oppure forse stai ancora aspettando una risposta. Chi sta aspettando una risposta qua oggi? Alzate le mani. Ti dico, persevera. Persevera nella preghiera, persevera nella lettura della Bibbia, persevera nel conoscere Dio più profondamente. Perché è nella perseveranza che il Signore ti prepara per ricevere ciò che aspetti, secondo la sua volontà. La perseveranza cambia a noi, ma non cambia la volontà di Dio. Che siamo perseveranti nel cercare la presenza e la volontà di Dio. E ciò che Lui dovrà fare, lo farà. Non con la nostra forza, né con la nostra capacità, ma secondo la sua volontà, buona, perfetta e gradita. Una chiesa forte, che compie il suo ruolo nel regno di Dio, ha bisogno di persone forti, maturi, obbedienti e perseveranti. Io voglio essere questa chiesa qua, forti, perseveranti, obbedienti e matura. Voglio invitarci oggi a pregare su questo argomento, sulla perseveranza. Che il Signore ci insegni a essere perseveranti, soprattutto nel nostro rapporto con Lui, affinché la sua volontà si compia in noi e così possiamo crescere nella fede e essere utili nella nostra missione di estendere il regno di Dio e far conoscere il nome di Gesù. Amen? Preghiamo insieme? Abbassa la tua testa. Signore Gesù, preghiamo a te in questo momento ringraziandoti per la meravigliosa grazia che hai riversato su di noi in quest'anno. Ti ringraziamo, Signore, per il tuo amore dimostrato, mandando tuo figlio Gesù a morire al nostro posto, offrendoci così la vita eterna. Ti ringraziamo perché ogni giorno possiamo stare alla tua presenza e abbiamo la certezza che tu ci ascolti e sei attento alle nostre preghiere. Dio, voglio affidarti la vita di ogni fratello qui presente e di ogni famiglia. Ti chiediamo, Signore, insegnaci a essere perseveranti, fedeli a te e costanti nel nostro rapporto con te. Sappiamo che per essere perseveranti dovremo affrontare guerre e battaglie, ma sappiamo anche che così saremo maturi e forti per continuare a camminare con te e portare frutto per il tuo regno. Aiutaci a essere costanti e disciplinati nella lettura della parola e nella preghiera, per essere preparati e formati per portare la tua parola e far conoscere il nome di nostro Salvatore Gesù in tutta l'Italia. Ti adoriamo, ti onoriamo e dichiariamo che tu sei il Signore della nostra vita, dei nostri sogni e dei nostri progetti. Mettiamo tutto nelle tue mani, perché la tua volontà sia fatta e prevalga su di noi. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Aleluia! Grazie Gesù. Chi è contento? Chi è contento qua? Un altro applauso, dai, più forte, più vivace, perché stiamo praticamente a un 40 minuti dalla fine di 2026. Cosa ho detto? E qual è? Cosa ho detto? Avete ragione, sì, 2025 sta finendo e volevo condividere un messaggio con voi, perché pensa te, questa epoca dell'anno è quella epoca che più sentiamo principalmente dai nostri figli: papà, cosa mi darai di regalo? O quegli amici più vicini così: ehi Gilson, quali sono i tuoi piani per 2026? Cosa aspetti di Dio? Cosa aspetti da Lui? Cosa vorresti tu che Lui ti lo darebbe? Lo dessi? Lo dassi? Grazie. È così o non è? Però c'è un segreto importante che noi dobbiamo capire sulla vita di Giosuè. Giosuè è stato un uomo diverso tra i suoi di quell'epoca. È stato un guerriero, un generale, un vincitore. Non ha perso nulla. Lui ha messo Dio avanti di lui e ha vinto tutto. Lui è riuscito a glorificare il nome di Dio attraverso la sua vita, attraverso il suo ministero. Perché? Cosa c'era in lui? Cosa ha fatto lui che voglio fare anche io? Che voglio imparare? Perché io voglio un 2026 diverso del 2025. Io voglio conquistare di più, io voglio vincere di più, io voglio avere la pace del Signore nella mia casa, io voglio avere la vittoria del Signore nel mio matrimonio, io voglio avere la grazia di Dio nella vita dei miei figli, io voglio avere... Ma cos'era? Cosa c'era lui? Lui c'era. E sai una cosa che ho percepito mentre leggevo questo testo di Giosuè, capitolo 6, verso 4, se potete mettere lì, c'è una cosa preziosa lì. E 7 sacerdoti porteranno davanti all'arca 7 trombe squillanti, basta, fino lì. Davanti all'arca, tutti quanti sanno che l'arca dell'alleanza, l'arca di Dio, era un simbolo. L'arca rappresentava la presenza di Dio sulla terra. Dove c'era l'arca c'era Dio, e dove c'è Dio c'è tutto. C'è il più forte, c'è il più bello, c'è il più potente. C'è quello che non conosce la perdita, c'è quello che non conosce una derrota. C'è il creatore di tutto l'universo, c'è il creatore degli uomini, c'è il creatore della natura, dei soli, della luna, dell'universo, di tutto. Dove c'era l'arca c'era tutto, perché c'era Dio. E Giosuè conosceva e sapeva di questo. Ma non possiamo parlare di questo senza tornare indietro qualche versicolo, perché un versicolo prima Dio dice a lui: la vittoria ti do, Gerico è tua, ti do io. Lui ha promesso, Dio ha dato la sentenza prima di succedere quello che doveva succedere. Prima di fare questi giri, questo atto profetico, Dio aveva già detto: Gerico è tua, ti do io. Era già
a vitória era già certa, era già in mano. Ma perché Dio ha dato questa sentenza? Dobbiamo tornare ancora un po' di versetti prima, perché la Bibbia dice lì negli ultimi versetti del capitolo 5, un po' prima, che quando Giosuè stava vicino a Jericò, apparve davanti a lui un uomo con una spada in mano. Giosuè guarda lui e chiede a lui: tu sei dei nostri o tu sei dei nostri nemici? Giosuè guerreiro, sempre attento, perché se sei un nemico ti taglio in due adesso. Quell'uomo che era lì davanti a lui ha detto così: io sono il capo dell'esercito del Signore. Giosuè ha riconosciuto chi era lui. Era Dio davanti a lui. Senza entrare nel merito teologico, quell'uomo lì rappresentava Gesù. Gesù era lì davanti a lui. E cosa ha detto Giosuè? Ha chiesto: Dio mi dà la vittoria, Dio mi dà una casa, Dio, approfittando che sei qua davanti a me, mi dà un lavoro, mi dà figli, mi dà un ragazzo, mi dà una ragazza, mi dà soldi, fammi vincere nella lotteria. Cosa ha detto lui? Giosuè ha detto così, ha chiesto così: cosa vuoi dire al tuo servo? È un po' strano, perché noi siamo abituati a entrare davanti della presenza di Dio e chiedere: Dio, voglio questo, Dio, voglio quello, Dio, guarda la mia lotta, guarda la mia battaglia, sto perdendo, sto in sofferenza, io voglio vincere, cosa stanno parlando di me? Dammi, perché lo voglio. È così o non è così? Ma prima di Giosuè dire cosa vuoi dire al tuo servo, lui mette la sua faccia a terra, perché riconosce la presenza di Dio. Lui era lì con la faccia così, che mangiava dalla polvere. Ha detto così: Dio, Signore, cosa vuoi dire al tuo servo? E Dio ha detto così, quell'uomo ha detto così: tirati. Quello che ha in piedi, le sandalie, scarpe, tirati via, perché dove stai è santo. Noi siamo stanchi di guardare messaggio di 10 passi per vincere lì. Fai questo 3 cose qua che tu vincerai. Principalmente con l'internet. Siamo imparati per forza a avere una centinaia di leader, di pastori, di guidi che ci dice: fai 10 volte questo, fai 3 volte quello lì, che tu avrai successo nel tuo lavoro, che tu guadagnerai una casa, che tu guadagnerai una famiglia, che tu avrai dei belli figli, che tu conquisterai il mondo. Ma non è così, perché siamo abituati: Dio, dammi. Ma Giosuè ci insegna: cosa vuoi, Dio? Cosa posso io darti a te? Perché tu sei il creatore, io sono la creatura. Questo è l'ordine. Per avere una vita di successo in Dio non serve tanto. Prima
prima riconoscere chi tu sei. E conoscere chi è Dio è importantissimo. E dopo riconoscere la presenza di Dio. Perché la prima cosa che lui ha fatto, ha tolto le scarpe, perché lui riconosceva la presenza di Dio, perché lui conosceva l'arca di Dio, lui sapeva che la presenza di Gesù era e è la cosa più importante che un uomo, un ragazzo, un bambino può avere, è la presenza di Gesù. Con la presenza di Gesù siamo più che vincitori. Tu puoi essere la persona più ricca di Verona, ma se non hai Gesù nel tuo cuore come il tuo Signore, sei solo ricco. Tu puoi essere la persona più famosa di Verona, con i tuoi doni e talenti. Però se non hai Gesù, se non hai la presenza di Gesù nel tuo cuore, sarai sempre solo la persona più famosa di Verona. Ma questo non serve in cielo, non è riconosciuto in cielo. Gilson, sta finendo 2025. Cosa posso fare per avere una vita migliore, più bella nel 2026? Cosa posso fare per cambiare questa mia situazione che non ce la faccio più? Prima di tutto, tira via i tuoi scarpe, impari a conoscere la presenza di Gesù, abbi rispetto, timore, riverenza. Questo è il significato di togliere le scarpe. Perché Dio è santo. Riverenza, rispetto e servo. Perché quando Giosuè ha detto a quell'uomo, lui non ha detto: cosa vuoi dire a questo guerriero? Cosa vuoi dire a me? Cosa vuoi dire al tuo servo? Lui sapeva il suo posto. Lui conosceva la sua identità, lui conosceva Dio, lui conosceva l'arca, lui conosceva la presenza. Obbedienza, amare a Dio non con le parole, ma togliere le scarpe quando devi togliere le scarpe, quando sei davanti alla presenza di Dio. Vuoi una vita perfetta? Gesù. Lo stesso, se non ti viene quella macchina che hai desiderato, avrai sempre una vita perfetta con Gesù, senza macchina, senza soldi, senza casa, senza quello che Paulo ha detto che era la scoria del mondo. Con Gesù abbiamo e saremo sempre pieni 100%. Possiamo perdere un figlio, possiamo perdere la mamma, il papà, possiamo perdere gli amici, possiamo perdere tutto, ma non possiamo perdere la presenza di Gesù, perché Gesù è tutto. Gesù è tutto. Cari fratelli, forse la cosa più importante che dobbiamo fare è cambiare quello che stiamo dicendo davanti alla presenza di Gesù. O siamo quello che chiede, o siamo quello che serve, o siamo quello che dammi, o cosa vuoi. Perché indipendentemente se lo guadagno, sarai sempre mio Gesù. Sarai sempre il mio Salvatore, sarai sempre il mio Dio.
Amém. Potrei darvi 10 passi di questo per avere il successo. Potrei dirvi, vieni 10 culti di seguiti, avrai la benedizione. Ma non vi dirò mai una roba del genere. Perché io so che la persona più importante e che la cosa più importante che un uomo, una donna può avere nella sua povera vita è la presenza del Signore Gesù, che è vivo, non è morto. Lui è stato morto però è risuscitato. Lui vive, Lui è vivo e abita in noi, non abita con noi, non ci visita ogni tanto. Lui abita, Lui vive per sempre, tra i secoli, sempre vivrà in noi. Questo è il segreto della vita. Gesù, la vita che Lui ci ha dato, ci ha regalato, per essere contento qui, non per avere una vita di dammi, ma essere felice per quello che ho in mano, per quello che volevo e non ho guadagnato. Comunque sei il mio Dio, sono contento e per me basta. La cosa più importante è che non posso perdere mai la tua presenza, non posso perdere mai il target della mia vita, per dove devo andare, come devo camminare. Perché io so dove voglio arrivare. Gesù è Lui, è sempre Lui, è sempre su di Lui, non è un altro. Lui è vivo per te perché ti ama. Lui c'è tante promesse, sì, può essere che Lui ti regalerà, ti benedirà tante cose che non saprai da dove viene tante benedizioni. Ma c'è una cosa che è la più importante: la sua presenza, l'arca. Perché quando hai il timore, hai la presenza di Dio, Dio ti viene prima e ti dice: ti darò quello là, prima va lì, quello lì è certo. Amen. Possiamo pregare? Possiamo in questo momento cambiare un po' la mentalità e dirvi: ok Signore, io so che hai tante benedizioni per la mia vita, ma cosa vuoi dire al tuo servo? Cosa vuoi che faccio io per te? Cosa vuoi che faccio io per la tua chiesa? Cosa vuoi che faccio io per i tuoi figli? Amen? Possiamo essere così audaci e fare questo tipo di preghiera come Giosuè ha fatto quando era davanti a Lui? Proviamo a fare un po' diverso la roba. Proviamo ad andare un po' nel contromano della maggioranza. E sicuramente, fratelli, sicuramente Dio si manifesterà e ti farà vedere tante cose che ha in suo cuore che non ha mai immaginato che fosse possibile. Ma prima diamo la nostra vita. Eccoci qua il tuo servo, cosa vuoi di me? Perché tutto mi hai già dato. Mi hai dato la salvezza che non potevo comprarle, mi hai dato la tua grazia che non c'è soldi che la paghi, mi hai dato la speranza, mi hai dato la gioia, mi hai dato la sicurezza per dove vado quando finire tutto qua, mi hai dato una famiglia, figli, mi hai dato tutto. Adesso cosa vuoi di me, Signore? Finiamo l'anno così, come servi, figli,
obbedienti, che rispettano la presenza di Lui. Amen. Preghiamo. Facciamo così, in reverenza alla sua presenza, mettiamoci in piedi. Padre, eccoci qua. Gesù, che anno fantastico abbiamo avuto. Ho visto i miei fratelli ricevere le tante benedizioni. Ho visto la mia chiesa che cresce nel timore della tua parola. Ho visto la mia chiesa che sta diffondendo il tuo Vangelo in questa città. Ho visto che tu hai operato, hai fatto miracoli, benedizioni nella mia vita. Mi hai liberato, mi hai benedetto. Io so, Gesù, che neanche tutto che è successo nella mia vita sono state cose buone. Ho perso persone, ho pianto tanto. Sei ancora il mio Dio e sarai sempre ancora il mio Dio. Sarai sempre, perché non sei il mio Dio solo nei tempi buoni, nei tempi belli. Sei il mio Dio anche nei tempi male, fastidioso, nella tempesta, nella perdita, pianto. E sarai sempre il mio Dio. Ti ringrazio, Signore, ti ringrazio tanto, davvero tanto. Ti ringrazio infinitamente perché sei un padre presente in tutti i tempi. In tutti i tempi. Prepara il mio cuore per il 2026. Prepara il mio cuore per quello che tu mi dirai, per quello che tu farai. Io voglio un cuore spezzato, io voglio un cuore sensibile, io voglio un cuore che attenda la tua voce, che rispetta la tua presenza, che abbia timore della tua presenza, perché sei la persona più importante che un uomo o una donna può avere. Pai, benedici il tuo popolo, benedici i tuoi figli, benedici la tua chiesa, Signore. Spezzi ogni cuore che è qua questa sera, che il nostro cuore sia tuo. E vogliamo fare la stessa preghiera che ha fatto Giosuè. Cosa vuoi dire tuo servo? La nostra preghiera, Signore, eccoci qua. Fai nella mia vita la tua volontà e mi prepari per capirla. In nome di Gesù. Amen. E verrà che quando essi suoneranno a discesa e corno squillante, e voi udrete il suono delle tombe, tutto il popolo lancerà un gran grido, e le mura della città crolleranno, e il popolo salirà ciascuno dritto davanti a sé. Noi abbiamo imparato questa sera, abbiamo imparato che le muraglie di Gerico cadono, non è solo arrivare lì e gridare. E voglio lasciarti questa parola questa sera.
non nullare basta. Non nullare basta. Per questo noi non abbiamo dato un nome a questo 2026 l'anno della conquista, perché noi non vogliamo che tu pensi che la vita cristiana è una vita solo di conquista, ma è una vita di processi che ci porteranno alla conquista. L'anno di 2026 noi vogliamo dargli il nome di l'anno che noi costruiremo una conquista, perché a Giosuè è stato dato un ordine di marciare, un ordine di stare zitti, un ordine di urlare, un ordine di portare la presenza di Dio davanti a sé. Ma il Spirito Santo oggi, Dio non vuole che noi urliamo e basta, vuole che noi obbediamo alla sua parola, obbediamo la direzione che Lui sta dando alla sua Chiesa questa sera. E per il 2026 forse è arrivato il tuo giorno di urlare, forse tu hai passato un processo quest'anno del 2025 che ti ha rotto, che ha trasformato, che ha organizzato tutta la tua casa, la tua famiglia, e Dio dice urla perché la vittoria è davanti a sé. Ma forse Dio ti sta aprendo gli occhi per un 2026 dove noi conquisteremo, costruiremo un 2026 di conquista. Non solo chiederemo a Dio, dacci la conquista che noi vogliamo, ma noi ascolteremo la voce del Signore, obbediremo la voce del Signore e faremo quello che Lui ti dice. A Giosuè è stato detto così, a Mosè è stato detto in un altro modo, a Abramo è stato detto in un altro modo, a te Dio sta dicendo in un modo che noi dobbiamo capire. A noi Dio ci sta dando in un altro modo. Dio ci sta chiedendo di organizzare. E Dio ci ha parlato di famiglia qua. Organizziamo la nostra famiglia. Dio ci ha detto di perseveranza. Non possiamo ricevere da un giorno all'altro quello che Dio ha per noi. Se Dio prima che vuole che noi organizziamo, noi stiamo saltando i passaggi. Dio vuole organizzazione, perseveranza, la sua presenza ogni giorno, non solo a Capodanno, non solo un giorno alla settimana, ogni giorno nella nostra vita, perché la sua presenza è essenziale. E allora lì potremo gridare, e allora lì possiamo alzare un grido di vittoria. Ma noi dobbiamo obbedire quello che Dio ci dice. Dio mi ha parlato quest'anno delle mura di Gerico. E quando Enrico mi ha dato il testo, non sono stata io che ho scelto il testo. Anche se potrei scegliere questo testo, ma non sono stata io che ho scelto questo testo. Noi abbiamo fatto i birani e per me è stata una delle cose più potenti che abbiamo fatto come Chiesa. E quando sono uscita in quella strada, io ho pensato, ma perché non abbiamo fatto questo prima? Perché Dio ci manda a conquistare. Noi vogliamo ricevere una parola, tu conquisterai. Questa è una parola profetica. Però Dio ci dice oggi, costruttore di conquiste, costruttore, persone che si posizionano a un livello per costruire quello, e non che dicono ormai è finita qua. Dio non vuole il nostro urlo e basta. Dio non vuole che noi soltanto urliamo e basta a vuoto, perché le nostre urla diventeranno un peso per noi. Ma Dio vuole che noi urliamo quando Lui ci ordina di urlare. Quando è il tempo, è stato parlato di tempo qua. Lui ci ha detto il tempo deve essere il tempo giusto, non deve essere il nostro tempo, non doveva essere nel primo giro, nel secondo giro, nel terzo giro. Non doveva essere nel quarto, nel quinto. Dio ha detto 7. E nel settimo 7 volte. Perché quando la nostra vittoria, ascoltate questo, quando la nostra vittoria sta per arrivare, Dio ci mette un livello in più. Un livello in più. Forse Giosuè poteva dire, ma abbiamo già fatto i 7. Forse il popolo voleva lamentarsi.
Ma Dio dice: non è tempo di lamentarsi, è tempo di obbedire e costruire un 2026 di conquiste. E Dio ha tanto perché tu possa conquistare la sua presenza. Dio ha tanto per donare a questa chiesa, Dio ha tanto per dare a questa chiesa. Ma dobbiamo marciare nella direzione che Dio ci ordina, non a quello che noi vogliamo noi. Dio vuole che tu urli, ma urli con autorità. Che il tuo grido valga, che il tuo grido possa far crollare le mura, che quando tu urlerai le mura cadranno. Sai cos'era quel grido? Una fede costruita intorno a quelle 7 giri che loro hanno fatto, una fede costruita giorno dopo giorno dopo giorno dopo giorno, perché quando noi urliamo e basta, le muraglie non cadono, ma quando noi urliamo credendo che Dio lo farà, allora mi succederà tutto. Se tu urli adesso, le mura di questa chiesa non cadranno. Ma se Dio ci dice che queste mura cadranno, allora queste mura cadranno. Quindi non urlare, basta. Prendi l'autorità che Dio ti sta donando questa sera. Restaura quello che Dio ha dato a te. Rinnova quello che Dio ha dato a te. Restituisci quello che non è tuo. Ridà quello che non è tuo. E posizionati dove Dio ti vuole. Posizionati dove Dio ti vuole. Forse oggi è il giorno che tu devi urlare. Forse tu hai un grido qua nella gola e Dio ti invita a urlare, mettere fuori questo grido. Ma forse oggi è il tempo che tu prenda coscienza. Si è parlato tanto di luce in questo tempo. E io credo che Dio sta usando questo ultimo giorno per mettere luce sulla nostra vita e per dare una direzione chiara su ciò che noi dobbiamo fare. Se tu hai capito, tu alza la mano con me. Alza la mano. Alza la mano, è tempo di costruire una conquista. È tempo di costruire qualcosa di straordinario. Non perché noi siamo buoni, ma perché la potenza di Dio ci ha scelti per fare questo. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi come Chiesa vogliamo pregare questa sera. Comincia ad alzare la tua voce. Comincia a parlare quello che tu vuoi che Dio cambi nella tua vita. Quello che tu hai imparato questa sera, non lasciarmi pregare da sola. Comincia a parlare con Dio. Tra 15 minuti comincia un nuovo anno, un nuovo inizio per te, una nuova opportunità. Comincia a parlare con Dio. Padre, nel nome di Gesù, Signore, noi innalziamo la nostra voce, noi innalziamo la nostra preghiera a te questa sera. Signore, noi non vogliamo essere quelle persone che urlano e basta. Noi vogliamo persone che urlano e niente succede. Ma noi vogliamo essere quelle persone che sono direzionate da te per compiere il straordinario di Dio in questa nazione. Signore, noi vogliamo essere, Signore, persone direzionate da te per compiere ciò che il Signore ha per noi. Signore, perdonaci, Signore, se noi stiamo sbagliando, Signore, in costruire, Signore, una vita cristiana sana alla tua presenza. Perdonaci, Signore, se noi non stiamo sapendo organizzare la nostra vita, Signore. Ma, Signore, apri la nostra mente oggi, metti chiarezza nel nostro cuore, Gesù. Signore, perdonaci, Signore, se noi siamo perseveranti alla tua presenza. Perdonaci, Signore, se noi molliamo per qualsiasi cosa. Perdonaci, Signore, se noi abbiamo abbandonato la tua presenza di lato, ma vogliamo ciò che il Signore può darci, ma non vogliamo la tua presenza. Perdonaci, Signore, che oggi noi possiamo riprendere oggi di nuovo, Gesù, e mettere il Signore nella posizione che è dovuta, al centro di ogni cosa. Perdonaci, Signore, se noi urliamo senza autorità, Gesù. Perdonaci, Signore, se noi saltiamo in ogni processo. Perdonaci, Signore, se noi non stiamo facendo quello che il Signore vuole. Ma oggi noi vogliamo dare un grido, Signore, un grido contro noi stessi, un grido, Signore, contro la procrastinazione, un grido contro
la pregrizia, un grido, Signore, che ci farà alzare la tua presenza e dichiarare che 2026 sarà un anno che noi conquisteremo, perché noi costruiremo questo insieme a te, Gesù. Perché tu sei centro di ogni cosa, Gesù. Perché tu sei centro di tutto, Gesù. Perché tu sei centro di tutto, Gesù. Noi vogliamo costruire, Signore. Noi vogliamo costruire, Signore, qualcosa di straordinario in te, Gesù. Noi vogliamo celebrare questo, Gesù. La conquista che il Signore darà a questa chiesa. Noi vogliamo celebrare, Signore, quello che il Signore farà in mezzo a noi. Noi vogliamo celebrare, Signore, la verità che il Signore ha messo in noi. Noi vogliamo celebrare, Signore, la luce che il Signore ha messo nella nostra mente oggi. Noi vogliamo celebrare il tuo nome, Gesù. E 2026 sarà un anno, Signore, pieno di risposta per ognuno di noi, Signore. Pieno di trasformazione e cambiamento, Gesù. Amen. Mancano pochi minuti al Capodanno e io credo che lo Spirito Santo abbia parlato con tutti quanti noi questa sera attraverso queste parole che abbiamo sentito, questo processo che noi dobbiamo vivere per diventare costruttori di conquiste, e che questo 2026 ci vede in questo modo. Ma prima che l'anno finisca, io voglio chiedere velocemente, perché abbiamo pochi minuti, a tutti quanti di venire qua davanti. Velocemente, tutti quanti, spostiamo magari le prime 2 file di sedie, se qualcuno aiuta a raccoglierle velocemente, facciamo 2 mucchietti con le prime 2 file di sedie, lasciamoli in un lato. Venite tutti davanti con le vostre famiglie, vicino, insieme alle vostre famiglie. Venite qua. Venite, occupiamo tutti. Venite avanti. C'è spazio qua, occupiamo questo spazio, non abbiate vergogna. Natalia, Alberto, venite qua, prendiamo questo spazio qua così state un po' più larghi. Esatto, venite un po' avanti. Mancano 5 minuti alla fine del 2025, all'inizio del 2026, e io vorrei che per finire quest'anno tu potessi prendere la mano del tuo familiare che è vicino a te, del tuo parente che è vicino a te. Se qua non c'è nessuno della tua famiglia, prendi la mano di un amico che è lì vicino a te in questo momento, che tu possa guardare adesso questa mano. Guarda la mano di questa persona, guarda la mano, guarda tua moglie, guarda tuo marito, guarda tuo figlio. Questo testo di Giosuè ci ha parlato di organizzazione. Noi dobbiamo essere organizzati in questo 2026 per essere i costruttori delle conquiste che Dio ha per noi. Ci ha parlato di perseveranza, dobbiamo perseverare. Ci ha parlato della presenza di Gesù che deve guidarci in questo nuovo anno e deve essere davanti a noi in ogni nostra costruzione che noi faremo in questo nuovo anno. Ci ha parlato di questo grido che noi dovremo dare quando avremo veramente la fede per darlo. Ma questo testo finisce che quando il popolo griderà, le mura cadranno. E c'è scritto che il popolo dovrà salire dritto
davanti a sé, entrando a conquistare questa città. E io voglio che tu guardi le mani di questa persona al tuo lato, perché queste sono le mani con i quali tu entrerai a conquistare ciò che Dio ha davanti a te in questo nuovo anno. Queste sono le persone che tu porterai in mezzo a queste tue conquiste. Queste sono le persone che più di tutto ti rialzeranno e che tu dovrai rialzare, ti aiuteranno e che tu dovrai aiutare, ti sosterranno. Saranno le tue compagne in mezzo a queste conquiste e in mezzo a questo costruire. Guarda queste mani e in questo momento prega insieme a questa persona. Prega insieme alla tua famiglia, prega insieme ai tuoi figli, prega insieme a tua moglie, perché sì, Gesù sarà davanti a noi in questo 2026, ma al nostro lato ci sono queste persone e al nostro lato c'è tutta questa chiesa. Amen. Facciamo quest'ultima preghiera finché la lode comincia ad accompagnarci nel 2026. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti preghiamo, Signore, oggi uniti come case, come famiglie, come chiesa, come persone che si aiuteranno a vicenda come uno in Cristo, partendo dalle nostre stesse case, dalle nostre stesse famiglie, per costruire un 2026 alla tua presenza, un 2026 dove tu, Dio, Gesù, sarai il centro, un 2026 dove il tuo regno sarà il nostro scopo, un 2026 dove noi vogliamo camminare in santità e vogliamo camminare dietro a te, un 2026 sorretto dalle mani di chi tu oggi hai messo al nostro lato, della nostra casa, della nostra chiesa. Per questo, Signore, noi vogliamo ringraziarti per tutto quello che noi ci lasciamo oggi alle spalle, ma noi non siamo di coloro che si tirano indietro a loro perdizione. Noi, come dice la tua parola, siamo di quelli che vanno avanti, hanno fede di andare avanti per guadagnare la vita eterna, e noi abbiamo fede di entrare in questo 2026 sapendo che tu sarai davanti a noi e che la nostra casa sarà insieme a noi e che la chiesa che tu hai messo al nostro lato ci accompagnerà in questo processo. Ti ringraziamo, Gesù, per l'anno che ci hai fatto vivere, e ti ringraziamo per la moltitudine di benedizioni che tu hai davanti a noi. Per questo noi ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.
cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura, più la vittoria ci dai. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Posso ascoltare? No. Posso ascoltare Il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Siamo liberi, alleluia, siamo liberi. Posso ascoltare il suono dei figli di Dio. Stanno cadendo le mura di una vittoria. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. Stanno cadendo le mura di una vittoria ci dà. Stanno cadendo le mura di Gerico, le mura di Gerico. E in quanti siamo? Noi siamo nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti loderò. Anche se siamo in guerra, celebrerò la gara e ti loderò su tutta la terra. un uomo che si Sentirà la tua allegria, è la forza che mi dai, più di meraviglie, loderò. Io entro nella tua presenza, cercherai il tuo nome. Quanto più il tempo passa, voglio vedere. Fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade. Fuoco e gloria nella chiesa, mille gradi edizioni.